Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ragazzini a scuola di crack, nuova emergenza a Palermo, mamme che preferiscono far spacciare i figli piuttosto che mandarli a scuola e la micidiale droga viene prodotta proprio dalle madri. Siracusa, 22 arresti per mafia decisi dal Tribunale di Catania, gli imputati attivi nel traffico di droga e le bische clandestine. Fondamentale nell'associazione criminale il ruolo delle donne. Condannati a 12 anni di carcere i giostrai di Aragona, nell'Agrigentino, che avevano violentato una bambina di 11 anni. Al nostro TG la testimonianza della vittima, oggi maggiorenne. Giustizia, finalmente. Palermo, molestia a una ballerina all'origine della maxi rissa di dicembre vicino alla discoteca Shazam. Denunciati 7 giovani, uno è minorenne. Catania, un'altra mattinata di paura e di tensione nella zona rossa, l'area della fuga di gas e del crollo delle 2 palazzine. Un camion che trasportava detriti, lo vedete, si è ribaltato, ferito un operaio. Il prezzo del carburante torna a salire, scatta la rabbia degli automobilisti, c'è chi prova a risparmiare cercando il distributore con la tariffa più bassa e chi polemizza. Il governo aveva promesso che i prezzi sarebbero scesi. Ad Agrigento la mostra SCART, l'arte del riuso, i quadri realizzati con legni delle barche dei migranti a Lampedusa. A Catania, al Teatro Verga, a torto o a ragione, con la regia di Giovanni Anfuso. Calciomercato, il Palermo in attesa di Poyampalo, il Venezia, prima di cederlo, deve trovare il sostituto. In Serie C il Messina ha ufficializzato il nuovo allenatore, Simone Banchieri, che potrebbe pescare in casa a Catania. Bentrovati. Dunque, ragazzini a scuola di crack. A Palermo c'è questa nuova emergenza. Mamme che preferiscono far spacciare i propri figli piuttosto che fargli frequentare le lezioni. E il crack viene prodotto direttamente dalle madri. Marco Gullà. Da quando il crack è entrato nelle loro famiglie è entrato l'inferno. Non dormono più la notte, sono sempre inquiete. Lui è Nino Rocca, da anni lotta contro l'emergenza crack a Palermo, tra i primi a rendersi conto che questa droga uccide, ti rende uno zombie. Ogni giorno prova a salvare tanti giovani, ma adesso deve anche fronteggiare alcune mamme. È un fenomeno nuovo, dovuto al fatto che il crack non è una sostanza naturale, ma è una sostanza seminaturale, nel senso semi-artificiale, nel senso che viene prodotta a casa e viene prodotta spesso dalle mamme nelle famiglie vicino agli ambiti mafiosi, e le mamme poi la fanno spacciare ai loro figli che non vanno più a scuola perché preferiscono la scuola dello spaccio alla scuola delle istituzioni. Capo, centro storico, Borgo Vecchio, la droga che ti ossessiona ha ormai rotto ogni frontiera. 10-15 euro per una dose, il prezzo agevola il consumo anche tra i più giovanissimi. Questi ragazzini a 12 anni, 13 anni diventano non solo spacciatori, ma diventano anche assuntori. E questi sono coloro che fra qualche anno diventeranno i nuovi mafiosi, che hanno fatto la scuola dello spaccio, hanno conosciuto come si controlla, come ci si inserisce in questo ambito dello spaccio alla droga e che poi sarà difficile ricondurli. Una testimonianza davvero inquietante sulla quale non si può certamente far finta di nulla. Restiamo a Palermo, sentenza al termine del processo in abbreviato dove erano imputati alcuni degli indagati coinvolti nell'operazione denominata Scialandro. Inflitti oltre 70 anni di carcere a 10 imputati, tra i condannati Giuseppe Costa, 4 anni e 10 mesi, personaggio già condannato per aver partecipato al sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo
Matteo, poi ucciso per vendetta contro il padre pentito e il cui corpo è stato sciolto nell'acido. L'imprenditore toscano Massimo Pinzauti, al quale il Comune di Palermo aveva affidato la gestione dell'ippodromo nel 2020 per 30 anni, è stato condannato a 5 anni di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso, per aver fatto pressioni su un ingegnere che aveva lavorato per la riapertura della struttura facendolo andare via. La redazione di Antenna Sicilia e Telecolor esprime solidarietà al collega Salvo Palazzolo, per il quale è stata rafforzata la vigilanza dopo nuove minacce della mafia. Nei confronti dell'inviato di Repubblica, che negli ultimi mesi aveva condotto un'inchiesta sui boss di Cosa Nostra scarcerati, sono state rilevate quelle che gli investigatori considerano gravi ostilità. Condannati a 12 anni di carcere i giostrai di Aragona, nell'Agrigentino, che 10 anni fa avevano violentato una bambina di 11 anni. Al nostro TG la testimonianza della vittima, oggi maggiorenne, e della madre. Finalmente abbiamo avuto giustizia. Davide Sardo. È stata un'emozione fortissima, un misto di felicità, soddisfazione personale e ovviamente anche rammarico perché non sono potuta essere lì presente, ma soprattutto felicità nel vedere questa giustizia dopo tanti anni. Sono le parole di Luce, nome di fantasia, vittima di violenza sessuale a 11 anni di età durante i festeggiamenti per la Madonna di Fatima ad Aragona, in provincia di Agrigento, il 13 maggio del 2015. Dopo quasi 10 anni il Tribunale di Agrigento ha condannato a 12 anni di reclusione ciascuno 3 giostrai: Riccardo Fonte, 66 anni di Caltanissetta, e i rumeni Bogdan Petru Korkoz, 28, e Vasile Lucian Isache, 31 anni. Un quarto imputato, anche lui rumeno, Cosmin Babiuc Pavel, è irreperibile ed è stato annullato il relativo decreto che dispone il giudizio. La violenza si è consumata nei vicoli nei pressi di piazza Aldo Moro, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. È successo che ho incontrato, vivendo nello stesso paese, chi aveva ferito profondamente nella dignità mia figlia e me come madre, e non è stato facile. Non è stato facile, però con la convinzione che comunque dovevamo arrivare alla verità, che sarebbe arrivato il giorno che comunque la verità sarebbe stata accertata. Il processo è stato turbolento, tra l'altro sono state ritirate in aula le testimonianze di 2 amiche della vittima. I giudici hanno però condiviso e accolto del tutto le tesi della procura, imponendo anche un risarcimento immediato di 80.000 euro come provvisionale. Difficile denunciare una violenza, così come è difficile viverla, però il mio consiglio è quello di lottare sempre, perché nella vita la felicità per la vita la si deve esigere, la si deve prendere con la forza. Davvero esemplare questa ragazza. Andiamo di nuovo a Palermo. Si indaga per violenza sessuale nel caso della rissa dello scorso dicembre vicino alla discoteca Shazam. Denunciati 7 giovani, fra i quali un minorenne, e ancora una ventina sono da identificare. Maglio Viola. Una molestia sessuale a una ballerina animatrice della discoteca e il tentativo di difenderla. Sarebbe questa la vicenda alla base di una maxi rissa scoppiata all'inizio di dicembre nei pressi della discoteca Shazam di Palermo. La rissa, parzialmente ricostruita adesso dai carabinieri, avrebbe coinvolto ben 30 giovani. L'intervento della sicurezza della discoteca sembrava aver calmato gli animi, ma i giovani esagitati si sono solo spostati al di fuori del locale e se ne sono poi date di santa ragione. Lavorando sulle testimonianze raccolte e riscontrando il racconto dei presenti con i filmati delle telecamere di sicurezza della stessa discoteca e degli esercizi commerciali della zona, i carabinieri hanno identificato 7 dei partecipanti a quella rissa. Si tratta di un minorenne e di altri 6 ragazzi di età comprese fra i 18 e i 23 anni. Per loro è scattata la denuncia a piede libero, ma le indagini sono ancora in corso. I carabinieri devono risalire ai ruoli di ciascuno e comprendere chi sia stato responsabile delle molestie sessuali e chi invece si sia trovato coinvolto nella rissa nel tentativo di difendere la giovane. I militari intendono infatti procedere per 2 diverse tipologie di reato: da una parte le molestie sessuali, dall'altro la rissa, diversificando anche le posizioni di tutti i partecipanti, una ventina dei quali sono ancora da identificare.
Catania, ancora una mattinata di paura e di tensione nella zona rossa, l'area interessata alla fuga di gas e al crollo delle 2 palazzine. Un camion che trasportava detriti si è ribaltato, ferito un operaio. L'odissea degli sfollati, lento il ritorno alla normalità. Tonino De Mana. Un rumore improvviso, la corsa dei soccorritori, momenti di grande paura, lo vedete, perché anche noi eravamo sul posto, il vetro in frantumi ed un mezzo pesante adagiato su un fianco. Mattinata di tensione nella zona rossa, interessata dalla fuga di gas che ha provocato il crollo della palazzina in via Gualandi e il danneggiamento di altri immobili nel quartiere di Trappeto. Lo scarrabile si stava occupando di togliere il materiale di risulta in luoghi dell'esplosione, ma il peso eccessivo e forse non bilanciato ha causato il ribaltamento del mezzo. Nelle immagini vedete l'ambulanza che trasporta l'operaio all'ospedale Cannizzaro. Per lui un trauma cranico, qualche scoriazione e tanta paura. Mentre proseguono verifiche e sopralluoghi, la procura di Catania indaga per disastro colposo. Oltre le transenne continua il via vai degli sfollati che cercano di entrare in possesso dei propri effetti personali. Qualcuno si è allontanato per qualche ora, magari per riposare un po', altri hanno avuto il via libera per rientrare nelle abitazioni. A mia figlia che abita qua ancora aspetta la chiamata di ieri che l'hanno scritta per andare al villaggio turistico, ma non l'ha chiamato nessuno. Non possiamo rientrare ancora, ci hanno permesso di prendere delle cose urgenti. Elenchi che si aggiornano per un lento ritorno alla normalità. Questa copia è stata affissa nella fiancata di un mezzo dei vigili del fuoco, dove molti sperano di trovare qualche informazione utile. Delle oltre 1000, solo una ventina le utenze elettriche non ancora attivate. Per il gas invece bisognerà aspettare almeno 3-4 giorni. Per 15 famiglie censite, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione alloggi in un residence cittadino. Rientro in struttura anche per gli anziani evacuati, tra questi nonna Francesca, 102 anni, felice di riabbracciare operatori e assistenti. Voltiamo pagina, il prezzo del carburante torna a salire e scatta la rabbia degli automobilisti. C'è chi prova a risparmiare cercando il distributore con il prezzo più basso e chi polemizza. Il governo, ricorda, aveva promesso che i prezzi sarebbero scesi. Francesco Aloi. Prima di salire in auto e mettere in moto, meglio pensarci 2 volte. Il prezzo del carburante continua a salire, come non si vedeva dalla scorsa estate. Spostarsi quindi costa di più. Penso che metterò 50 euro per avere qualche litro in più. Adesso che ci avevano promesso che scendeva l'accise, però vedo che ce lo aumentano. Benzina che in media supera l'1,80 €, diesel l'1,70 €. Se fino a qualche settimana fa i prezzi erano in discesa, negli ultimi giorni il trend è cambiato e a farcelo notare sono questi display. Qua non è tanto caro, ma già è arrivato di nuovo quasi a 2 euro circa, 1,8 insomma, 1,70. Il prezzo del carburante continua a salire, siete stanchi ormai? Stanchissimi, consideri che un ragazzo come me che va al lavoro tutti i giorni fa fatica ormai a mantenere anche una macchina come questa a diesel. Ma non date la colpa ai gestori. Le cause potrebbero essere dovute alla situazione internazionale, se non alle speculazioni. A decidere il prezzo sono le società petrolifere. Facile comunque immaginare che se non cambierà il trend, a lievitare saranno anche i prezzi dei beni di prima necessità. Quindi l'augurio è uno. Speriamo che diminuisca e se no ci tocca andare in bicicletta. Torniamo alla cronaca, duro colpo al clan Attanasio di Siracusa che ha portato all'arresto di 22 persone. Era il narcotraffico l'attività principale del gruppo, attivo anche nella gestione delle bische clandestine. Tra gli arrestati anche donne che avevano un ruolo strategico. Emanuela Corsi. Era il narcotraffico l'attività principale del clan, attivo anche nella gestione delle bische clandestine. Un gruppo che imponeva il proprio monopolio nel traffico di droga della città con atti di violenza e intimidazioni, ma anche con uso di armi da fuoco. Sono 22 le persone arrestate dalla polizia di Siracusa appartenenti al clan Attanasio, tra questi anche 2 catanesi. Un'associazione che opera naturalmente a 360 gradi, ma che nella nostra indagine viene colta soprattutto nello svolgimento di questa attività di traffico di sostanze stupefacenti in collegamento anche con la città di Catania, e quello che rileva è, come dire, anche la metodologia, nel senso che questa attività di spaccio, di traffico viene svolta con metodo mafioso. Chi non paga
viene fatto oggetto di minacce, intimidazioni e del resto la disponibilità notevolissima di armi che è stata tracciata dalle indagini sta a dimostrare la pericolosità. L'indagine coordinata dalla DDA e Sisco di Catania e dalla squadra mobile di Siracusa è lo sviluppo dell'attività che aveva portato a marzo 2024 all'emissione di 4 decreti di fermo per associazione mafiosa e porto di armi nei confronti di Giuseppe Guarino, presunto reggente del clan Attanasio, e di 3 suoi stretti collaboratori che avevano assunto il controllo degli affari alla Borgata, ma anche nella zona nord di Siracusa del gruppo di Via Italia. Attraverso intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia sarebbe emerso anche che Alessio Attanasio, capo del sodalizio, detenuto in regime di 41 bis ma tornato in libertà per una settimana a luglio 2022, avrebbe assegnato i ruoli di responsabili dei 2 gruppi anche attraverso la compagna Anna Giustolisi, anche lei arrestata. Proprio le donne avevano un ruolo strategico all'interno del clan. La parità di genere, l'ho detto prima, vale anche nel mondo criminale oramai, e abbiamo 2 soggetti che noi riteniamo di rilievo nel contesto investigativo, vale a dire la compagna di quello che è ritenuto il capoclan e un'altra donna, che svolgevano rispettivamente la prima, secondo gli indizi raccolti, ripeto, un ruolo di trade union fra il capo detenuto e il resto dell'organizzazione, e l'altra svolgeva un ruolo nella raccolta, diciamo così, dei proventi illeciti. I proventi dell'attività che confluivano nelle casse del clan servivano per il mantenimento in carcere dei detenuti e l'assistenza dei familiari, oltre al pagamento degli stipendi ai sodali. Durante le indagini sono state sequestrate 7 pistole e ingenti quantitativi di droga. Questo è il resoconto dei 22 arresti per mafia a Siracusa. Adesso passiamo all'attualità politica. Mancano i medici nella sanità, ma alcuni di quelli che ci sono si ritrovano fra i burocrati dell'assessorato regionale alla salute, mentre potrebbero essere stabilizzati grazie alla riforma della dirigenza. L'allarme dell'opposizione, dei sindacati, e dopo le polemiche il governatore Schifani ha bloccato tutto. Ma i promotori della riforma non ci stanno. Vediamo di capire meglio con Manlio Viola. Stop alla nascita della dirigenza sanitaria nell'ambito del ruolo di vertice della regione siciliana. Nel bel mezzo dell'allarme sanità dovuto anche e soprattutto alla carenza di medici, il governatore blocca la riforma della burocrazia regionale. Sarà l'assessore alla funzione pubblica Andrea Messina, esponente della DC, a chiedere all'Arsi il ritiro del disegno di legge per approfondimenti. La vicenda è frutto di una polemica esplosa intorno ai medici comandati in assessorato, ovvero personale sanitario che attualmente lavora nelle fila della burocrazia regionale. Il compito di questi medici nelle linee generali è quello di controllare ospedali, ASP e strutture convenzionati, un'attività per svolgere la quale serve competenza medica, appunto. Secondo l'opposizione, però, la nascita della dirigenza medica nell'ambito della riforma della burocrazia nasconderebbe la stabilizzazione senza concorso di questo personale comandato, fra cui ci sono la moglie del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Maria Paola Ferro, la figlia del dirigente generale dell'assessorato Giorgia Iacolino, il medico di Villa Sofia Fabrizio Geraci. Ma dalla commissione gli esponenti della DC precisano che si tratta di una fake news. Con la riforma il personale comandato infatti dovrebbe comunque passare da un concorso per essere stabilizzato. Fatto sta che la legge ora si ferma e con essa l'idea di diversificare i dirigenti ed avere finalmente ruoli precisi, ovvero ingegneri a controllare le strade e le infrastrutture, medici a controllare la sanità, economisti a fare il bilancio, ingegneri idraulici alle dighe e così via. Tutto resta così com'è, con gli ingegneri idraulici alla sanità e i farmacisti all'industria. Arte adesso. Ad Agrigento, capitale della cultura, si può visitare fino al 2 marzo la mostra SCART, l'arte del riuso. Sono quadri realizzati con legni recuperati dalle barche dei migranti approdati a Lampedusa. Davide Sardo. La cultura incontra la sostenibilità nella mostra SCART, il lato bello e utile del rifiuto, parte del programma Agrigento 2025, Capitale Italiana della Cultura. L'esposizione, visitabile fino al 2 marzo tra il Teatro Pirandello e la Cappella di Santa Sofia, propone statue e quadri realizzati con materiali di scarto, cinture di sicurezza, componenti di PC e persino legni recuperati dalle barche utilizzate dai migranti e abbandonati a Lampedusa. Negli scarti si ritrovano peraltro, ho visto
pezzi di bambole, scarpette di bambini piccoli, e questo a maggior ragione ti tocca, perché al di là di tutto, insomma, su quelle barche ci viaggiano persone umane, al di là di quelle che possono essere le ideologie politiche. Di fronte a queste cose non si può far finta di nulla, ed è bello, insomma, che questo è stato trasformato in un'opera d'arte. Tra le opere spiccano il Tempio della Concordia, simbolo della città, e il ritratto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, entrambi creati senza pennelli ma con materiali riciclati. Queste opere raccontano esattamente quello che è possibile fare con la materia, cioè realizzare delle nuove opere, dargli un volto, un nome. Io li ho invitati a portare a Roma questa mostra perché io credo che è importante, oltre che essere qui, far conoscere Agrigento e anche la Sicilia meglio. SCART promuove il recupero creativo dei rifiuti trasformandoli in arte. Grazie alla collaborazione con l'azienda agrigentina SEAP, l'iniziativa sottolinea l'importanza di una cultura che unisce espressione artistica e rispetto per l'ambiente. Bellissima questa mostra, SCART, l'arte del riuso ad Agrigento. Adesso andiamo a Catania, da stasera alla Sala Verga del Teatro Stabile, di scena A torto o a ragione di Ronald Harwood, con la regia di Giovanni Anfuso. Ospite a Buongiorno Sicilia, stamattina Anfuso ha raccontato i dubbi che lo spettacolo vuole sollevare negli spettatori. Desire Ferlito. La Sala Verga del Teatro Stabile di Catania ospiterà da stasera a domenica 2 febbraio lo spettacolo A torto o a ragione di Ronald Harwood con la regia di Giovanni Anfuso, ospite oggi della trasmissione Buongiorno Sicilia, che insieme al cast artistico giovedì 30 gennaio alle 18:30 alla Sala Verga incontrerà il pubblico catanese per raccontarsi e confrontarsi. L'incontro col pubblico io trovo che sia necessario. Oggi troviamo un pubblico sempre più colto, sempre più scafato, sempre più esigente, un pubblico che non vuole conoscere solamente ciò che accade quando si apre il sipario, ma che vuole capire il perché di ciò che avviene quando il sipario è chiuso. Un debutto molto atteso, A torto o a ragione, racconta l'intrigante storia di uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi, Willem Furtwängler, arrivato al culmine del successo proprio nel momento in cui Adolf Hitler prendeva il potere in Germania, accusato di aver suonato anche al compleanno del Führer e che piuttosto che andare in esilio, come fecero molti dei suoi colleghi, scelse di continuare la sua carriera nella Germania del Führer e che questo alla fine della guerra verrà accusato di essere stato nazista. La riflessione che Ronald Harwood apre è questa, quanto l'arte e gli artisti possano e debbano essere indipendenti rispetto al mondo politico. L'arte serve a salvare il mondo? L'arte può consegnare degli uomini migliori? Questi sono i dubbi che A torto o a ragione consegna a ciascuno di noi, diventando così una storia necessaria e chiamando ogni essere umano alle proprie responsabilità. Da stasera allo Stabile di Catania è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Palermo in attesa di Poyampalo e le trattative di mercato con il Messina che ufficializza il nuovo allenatore. State con noi, vi aspettiamo. Palermo che deve attendere ancora qualche giorno prima di abbracciare l'attaccante finlandese Poyampalo. Il Venezia, prima di cederlo, deve trovare il sostituto. Intanto domenica Rosanero a Reggio Emilia. Marco Gullà. La trattativa è virtualmente chiusa, ma per la fumata bianca il Palermo deve attendere che il Venezia trovi il sostituto. L'arrivo in rosanero di Poyampalo è in stand-by. Il calciatore ha detto sì. Il club rosanero ha anche trovato l'accordo con il Venezia, che però fino a quando non avrà trovato un nuovo attaccante non potrà cedere il finlandese. I tifosi del Palermo sono in attesa, ma dovranno ovviamente aspettare fino alla prossima settimana, dopo il match che il Venezia giocherà lunedì contro il Verona. Palermo che è alla ricerca anche di un
difensore, piace sempre più Magnani del Verona, ma anche qui la trattativa sarà probabilmente chiusa nella prossima settimana. Intanto rosanero che lavorano in vista del match di domenica a Reggio Emilia contro la Reggiana. La formazione di Dionisi va alla ricerca del tris di vittorie consecutive. Pochi dubbi, si vuole dare continuità agli 11 titolari in attesa dei nuovi arrivi. In attacco l'Edo Aron sta trovando continuità in zona gol, partirà titolare. Al suo fianco dovrebbe agire ancora Brunori, anche il modulo non cambierà, confermato il 3-5-2. La 24esima giornata del campionato è alle porte, ma è sempre il calciomercato a tenere banco, perché più si avvicina alla fine più si scaldano le trattative siciliane attive, inevitabilmente il Messina che ieri sera ha ufficializzato il nuovo allenatore e che potrebbe pescare in casa Catania. Francesco Triolo. Come ogni weekend di gennaio il calciomercato si interseca con il campionato e per qualcuno oggi è già vigea di partita, ma in attesa del fischio d'inizio sono le trattative a tenere banco. Il Catania, che prepara il lunch match di domenica contro il Giuliano al Massimino, è molto attivo, ad esempio è vicino l'ingaggio di Dalmonte dalla Salernitana al posto di D'Andrea che tornerà al Cerignola. In discussione c'è anche l'uscita di Celli, diretto al Rimini, anche se c'è da convincere il giocatore. Per il reparto arretrato invece, dopo Del Fabbro, si lavora per uno tra Stramaccioni e soprattutto Pagliai, l'esterno del Picerno che è piaciuto molto anche nella recente sfida di campionato. Tutto fermo ancora per la cessione dei Luperini, destinato comunque ad andare via. Torneranno dai prestiti solo formalmente, perché sono già destinati altrove, Rocco, Costantino e Marco Chiarella. Entrambi dovrebbero andare al Messina, che sta rivoluzionando la squadra per tentare una salvezza che saprebbe di miracoloso. I giallorossi giocano domani a Caserta una partita fondamentale e decisiva dopo aver ufficializzato l'arrivo di Simone Banchieri sulla panchina solo ieri sera e oggi ha diretto l'allenamento con la squadra. In arrivo ci sono almeno 5 rinforzi, oltre Costantino e Chiarella, forte interesse per l'attaccante Yallow del Cerignola ed uno tra Semeraro del Rimini o Ghianfi del Cosenza, un terzino perché è destinato ad andare via Salvo, che ha chiesto di essere ceduto e non è partito con la squadra. Pronto anche il nuovo portiere Michele Avella dal Brescia, un ritorno per lui che andrà a sostituire il partente Krapicas destinato al Trapani. I Granata, impegnati domenica in trasferta contro la Juventus Next Gen, sono pronti a salutare Canutè, ormai ai margini del progetto tecnico che potrebbe finire al Perugia. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per il prossimo TG è per le 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.